Sì, la cabina di regia sui controlli agroalimentari è uno strumento molto utile, molto importante, messo in piedi dal MASAF, perché riunisce le associazioni agricole e tutte le forze dell'ordine che quotidianamente svolgono un grande lavoro di controlli per tutelare le nostre eccellenze. È chiaro che ciò che chiediamo noi ovviamente è quello di intensificare sempre di più i controlli, perché abbiamo bisogno davvero di proteggere una grande eccellenza che esportiamo in tutto il mondo, che è il Made in Italy agroalimentare, e quindi dobbiamo cercare di proteggerlo, tutelarlo, soprattutto rispetto alle merci che arrivano nei nostri porti, rispetto a tutto ciò che passa attraverso le nostre strade, e dobbiamo farlo cercando appunto di intensificare il numero di controlli e anche farli in maniera più mirata, più specifica. Mi riferisco in particolar modo al tema legato alle miscelazioni, quindi i controlli allo scaffale, perché vediamo, purtroppo registriamo che ci sono dei prezzi che sono assolutamente fuori dal comune, perché faccio l'esempio ovviamente dell'olio. Un olio non può avere prezzi così bassi, quindi è evidente che dietro potrebbe nascondersi molto probabilmente una frode, e quindi dobbiamo tutelare soprattutto quelle aziende, quelle imprese che rispettano le regole e la legalità.